Banca Popolare di Vicenza Veneto Banca, la fusione che potrebbe diventare l'Alitalia del Veneto. Due banche sull'orlo del baratro in attesa del via libera della BCE che potrebbe definire i destini dei due istituti di credito veneti, in mezzo a migliaia di lavoratori. Il numero dei potenziali esuberi, parola che nessuno vuole pronunciare, è alto, 3-4 mila, effetto proprio di quella fusione che consentirebbe di salvare le due banche. I sindacati non ci stanno, in questi giorni è partita quella che si preannuncia come una lunga e difficile trattativa. È stato un incontro interlocutorio, d'altronde per noi non può esserci niente di più approfondito se non conosciamo chiaramente un piano industriale che sappiamo essere condizionato anche dalle richieste della BCE. Sindacati sul piede di guerra, sia la riorganizzazione ma il taglio dei costi almeno 30-35 milioni non deve gravare solo ed esclusivamente sui lavoratori. Già la scorsa settimana in occasione dell'assemblea dei soci di BPV per approvare il bilancio i sindacati si erano fatti sentire. Chiaro, i dipendenti per salvare il posto di lavoro sono disponibili, però se serve, guardate quello che è successo in Italia, no? Noi ci chiamano a fare un risparmio sul costo del lavoro senza piano industriale, cioè c'è una prospettiva per questa banca, se c'è ovviamente faremo i sacrifici, però al momento non ci è stata presentata. Respinto al mittente anche ogni raffronto con Veneto Banca. In BPV dicono i sindacati e i lavoratori hanno già messo mano al loro portafoglio rinunciando al premio di risultato. La banca parla di risparmio che suona per i lavoratori come taglio. Se non conosciamo un piano industriale, come possono i lavoratori poter partecipare a un processo di rigenerazione di un'impresa che per noi e per il territorio è importante? Ma se deve essere come minimo, dicono i sindacati, in questa fase si deve parlare di ricadute su base volontaria e soprattutto socialmente compatibili. Messi i paletti, il prossimo incontro è previsto per il 10 maggio. Intanto fanno eco le parole dell'amministratore delegato Fabrizio Viola. Sotto il profilo del personale è prevista una significativa riduzione.